E nuovo simbolo, senza il nome di Di Pietro, anche per l'Italia dei Valori che alle europee corre da sola. Sentiamo Virginia Lo Zito. Un'Europa così non ci piace, noi vogliamo un'Europa della solidarietà dove il paese più forte aiuta il più debole a diventare più forte. Europei, non tedeschi. L'Italia dei Valori apre la campagna elettorale per le elezioni del 25 maggio. Nelle liste sul simbolo non c'è più il nome di Antonio Di Pietro. Questo è l'anno zero, dice il fondatore del partito in conferenza stampa. Il 30% dei candidati scelti online. Tra i punti del programma il contratto di lavoro collettivo europeo, fisco comunitario per le imprese e stesse condizioni di accesso al credito, no al nucleare e agli OGM. A dispetto dei sondaggi, la soglia di sbarramento del 4% non preoccupa il segretario Messina. Io ho visto tanta gente in campagna elettorale uscire da casa convinta di aver già vinto e poi tornare a casa e non poter stappare lo champagne. Noi in Italia dei Valori vogliamo fare al contrario, cominciamo a camminare sulle nostre buone gambe e sulle nostre buone idee.